Qualche giorno fa avevano tentato di dar fuoco alla pizzeria gestita da Giovanni Cutillo a Cassola. Questa volta si sono recati nel secondo locale di Cutillo, siamo a Rosà, alla Villa da Cuti, e vedete è andato completamente tutto distrutto dal fuoco. Tra l'altro i malviventi, le stesse persone che hanno colpito e hanno distrutto il locale di Rosà sono tornate nuovamente anche alla pizzeria di Cassola e hanno appiccato il fuoco anche lì. Fortunatamente soltanto l'esterno è stato bruciato, è stato distrutto dalle fiamme, mentre a Rosà tutto è andato completamente bruciato, tutto è andato completamente distrutto, e lo stesso titolare Giovanni Cutillo non esclude la matrice mafiosa. Chiaro il dolo, un'intimidazione, un avvertimento più che mai eloquente, perché dopo il tentativo di incendiare la pizzeria di via Papa Giovanni XXIII a Cassola martedì della scorsa settimana in piena notte, quando dopo aver sfondato una vetrata ed essere stati scoperti sono scappati abbandonando una tanica piena di benzina, alle 4:30 del 24 gennaio sono tornati a colpire il secondo locale gestito da Giovanni Cutillo, la pizzeria di via Mazzini a Rosà, riuscendo nel loro intento di distruzione. E non contenti, dicevamo, sono tornati alla pizzeria d'Acuti di Cassola, dove le fiamme hanno danneggiato solo l'esterno del locale e parte degli infissi. A Rosà e Cassola massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, compresi i tecnici del NIA, il nucleo investigativo antincendi del Veneto, per capire da dove sia partito il rogo, e dei carabinieri che hanno piantonato i due ristoranti dove si sono svolti i rilievi per cercare di risalire agli autori del gesto. Nessuna persona coinvolta, ma resta la paura dopo due simili attentati e si temono ulteriori ritorsioni.